Credo che andrà rivisto al più presto il progetto BRT, almeno su alcune zone di Catania come Via Rettore Veneto, che non riesce ad avere una nota positiva in merito allo svolgimento della tempistica, in quanto ci accorgiamo che il percorso dell'autobus potrebbe essere fluido anche senza i cordoletti, mentre dall'altra parte ne ricevono un grosso danno i commercianti della zona. Sono cresciuto in questa zona e posso darne prova che non ci sono state mai problematiche a livello di traffico urbano. Le macchine hanno fatto sempre una sosta breve senza creare nessun danno al traffico, avendo la possibilità di poter fare quella sosta di quei pochi minuti che consente ai commercianti di poter lavorare. Logicamente è dal momento in cui hanno messo i cordoletti e hanno dato il divieto di sosta, ne hanno recato un grosso danno. Dall'altra parte l'amministrazione e la MTS non ha ricevuto nessun beneficio. È agli occhi di tutti e lo sappiamo bene che ci sono stati centinaia e centinaia di incidenti e gli incidenti continuano a persistere a causa di questi cordoletti. Credo che ormai è una cosa certa, che non ha nessun beneficio anche sotto questo aspetto, perché ha recato ai cittadini catanesi parecchi danni. Io al più presto chiederò all'amministrazione di andare a rivedere questo piano, almeno su alcune zone di Catania, lì dove non c'è nessun beneficio. E qui al più presto chiederò con forza di poter immediatamente rivedere il piano ed eliminare questi cordoletti lì dove non hanno nessun beneficio per l'amministrazione e per i cittadini catanesi.